È stata una bella vittoria, penso che si siano visti anche i risultati. Bella la festa, però io spero che non abbia esiti sotto il profilo del contagio, perché comunque sono fortemente preoccupato di questo. Non nasconde apprensione il presidente della regione Luca Zaia guardando a quanto successo nei centri del Veneto verso mezzanotte, quando la gioia per gli azzurri si è riversata in strade e piazze, molto spesso disattendendo quelli che erano inviti alla prudenza e i divieti di assembramento. Se ieri sera i festeggiamenti degli europei si fossero fatti tutti con le mascherine, oggi saremmo meno preoccupati. Quindi non vuol dire perché sei all'aria aperta non c'è problema. Sei all'aria aperta non c'è problema se non c'è assembramento. Se non garantisci il distanziamento devi metterti le mascherine. Regole di prevenzione che, inutile negarlo, sono saltate nella notte magica a nord-est, nei giorni in cui il contagio torna a salire trainato dalla variante Delta, soprattutto tra i più giovani. Anche per questo, fa intendere sempre Zaia, il contact tracing va intensificato con l'aiuto di tutti. I tamponi presso le strutture pubbliche, e non vuol dire che gli altri si comportano male, perché le farmacie giustamente è giusto che si paghi se va in farmacia o in qualche laboratorio privato, ma noi abbiamo fatto questa scelta estiva di garantirli a tutti, senza ricetta medica, quindi chiunque se ha un dubbio, ha un'attività, ha un evento, può andare a farsi il tampone. Monitoraggio ma non solo, visto quanto successo tra Litorale e Marca Trevigiana con il focolaio in una festa, amplificato da una mancata comunicazione. E chiedo a tutti di segnalare la propria positività, perché abbiamo avuto un caso dei ragazzi che hanno fatto la festa a Jesolo, poi era il Monaco di Treviso. Il caso indice probabilmente l'abbiamo trovato, un ragazzo che è rientrato il 3 luglio dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, scusate, e si è autodiagnosticato il Covid con un test fai da te, ma non ha segnalato, si è messo in isolamento, ma non ha segnalato, questo è quello che mi dicono i nostri della prevenzione. Messaggio forte e chiaro, così come è nitida la fotografia scattata alla nuova variante. Per noi oggi è ancora una variante che dà asintomatici. Ovvio che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia. Se questa variante fosse arrivata la scorsa estate sarebbe stata una tragedia.